sì, sono canzoni d'amore un po' tristi, io me ne rendo conto, cioè uno fa una serata, tutti quanti che devono stare tristi, cioè io mi rendo conto che queste canzoni possono portare al suicidio, quindi bisogna sorridere un po', io per quello cerco di scherzare ogni tanto. Molte volte chiedono ai cantautori perché scrivi, dice, ma lei, la signor Launcin, perché lei scrive queste canzoni così tristi? C'è una ragione semplicissima, è che quando sono allegro esco. Cosa sto a fare a casa? Scrivere canzoni? Cioè, perché le canzoni si scrivono quando l'amore non lo si ha, non lo si fa. Cioè, se uno avesse una bella ragazza da abbracciare, da portare fuori, è chiaro che non sta a casa a scrivere una canzone di io muoio se tu non... No, va e abbraccia la ragazza. Io ho provato a abbracciare una ragazza scrivendo una canzone, ma sono rimasto molto imbarazzato, non sapevo dove mettere la chitarra. Allora sono rimasto un attimo perplesso. Sì, signore. E poi diciamo che, ecco, sono canzoni tristi, anche sono canzoni un po', diciamo, di una volta, molto romantiche, e qua ci sono molte persone romantiche, e meno male, perché sono quelle che poi fanno i bambini, insomma. Sì, e oggi si guasta tutto, c'è veramente... siamo arrivati a dei punti, signora, lei si rende conto, questa società ormai è completamente sballata, basta andare a vedere una partita di pallone e vedere questi giocatori, questi uomacci così villosi in mutande che si abbracciano e si baciano dopo aver segnato i gol. Io ho sentito un centravanti dire a un ala destra: non possiamo continuare a vederci così. Questo è vero, cioè c'è un clima di... Poi ci sono ancora degli altri problemi, per esempio l'amore. Dove l'amore? Perché un tempo si diceva due cuori e una capanna, oggi bisognerebbe dire due cuori e una caparra, cominciare a metterli per me, prendere un appartamentino, una mansardina magari, perché insomma uno deve avere un posto al coperto. In Camporella non si può più andare, è pericolosissimo. Prima ce la prendevano solo con le donne e noi molto generosamente lasciavamo fare, perché eravamo così, noi siamo sempre stati molto aperti di mentalità. Poi improvvisamente che hanno cominciato a prendersela anche con noi e ci siamo accorti che la cosa non andava molto bene. Noi abbiamo una dignità così e quindi abbiamo questo problema. Ma comunque sia, problema di soldi, ma i soldi, quanti soldi? Perché un tempo era semplice: se potessi avere 1000 lire al mese senza esagerare, cercando di trovare tutta la felicità, un modesto impiego, io non ho pretese e voglio lavorare per poter fin trovare tutta la tranquillità, una casettina in periferia, una mogliettina semplice e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, fare tante spese, comprare tante cose, tutte quelle che vuoi tu, fare tante spese, comprare tante cose, tutte quelle che vuoi tu. Che poi c'è poco da sorridere, perché si parla delle pensioni di oggi, non so qui, ma da noi sono veramente... poi ci sono degli altri problemi, per esempio un po' è colpa nostra, nelle storie d'amore molte volte le vittime siamo noi, cioè sbagliamo un po' tutto. Quanti di noi maschietti, per esempio, abbiamo sposato, non dico adesso, non è un fatto personale, ma nel tempo, nell'antichità, nel presente e nel futuro sposeremo donne solo perché assomigliano alla mamma, alla propria mamma ovviamente, come cucinava mia mamma, e come teneva la casa mia mamma. E gli omini sono un po' così. Allora io ho fatto una canzone dedicata a questi uomini che io definisco dei nani morali. Ovviamente non mi permetto di definirli sull'altezza, perché io proprio su quell'argomento lì non entro, perché... Una volta c'era uno piccolino come me che si chiamava Juca Chavez, che diceva sempre: se domani viene rivoluzione in Italia, per me, per te non c'è bisogno di mettere al muro, basta marciapiede, diceva. Vabbè, ma questo è lui. Voglio dire che poi io nel mio piccolo sono una miniatura, perché non è che insomma sono carino, sto diventando equilatero. Mi dispiace che voi vediate il lato peggiore di me, ma potete fare così: a metà spettacolo tutti quelli che sono seduti lì vengono là e quelli di là vanno là, oppure vi sedete in braccio, insomma, vedete un po' voi. Occhio a scegliere, ovviamente. Va bene, andiamo avanti. Questa canzone, che si chiama Nani, fa più o meno così. Non è autobiografica, anche se è cantata in prima persona. Sono anni che ormai vado avanti così, mi trascino sui gomiti. Fin da tenera età ho sempre fatto pietà, la mia pazienza dei limiti. Ma ho paura pensando che verrà il giorno quando tutto questo finirà, quando io morirò e perciò non potrò più pensare alla mia mamma. Nani,
siamo dei nani, na 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 na, niente, non contiamo niente, na 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 na. Zenda, prigioniero di te, forse perché cucini proprio come la mia mamma. Sono basso così, sono grasso così, non funziona una ghiandola. Quando sono le 6, anche se non vorrei, devo prendere la pillola. Sono più chiuso di un orso, sbaglio sempre discorso e la mia vita è serie C. Quando andrò al cimitero, lì vestite di nero, come corvi tu e mia mamma. Nani, vita da cani, na 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 na, gente che non conta mai niente, na 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 na. Zenda, prigioniero di te e dell'azienda, anche perché purtroppo mi ricordi la mia mamma. Nani, siamo dei nani, na 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 na, niente, non contiamo niente, na 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 na. E si allontana così nella sua miseria morale e finisce questo pezzo. È un quadretto, è un quadrettino così.